Attacca! Porca puttana! Ho sbagliato tutte le pozioni, ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere una clan war strepitosa. Innanzitutto siamo contro un clan italiano, il clan senza gemme. Era il clan di mio zio, pseudonimo, vediamo se è in clan war. Ecco, lui era uno dei miei zii che mi ha iniziato mi ha insegnato a iniziare a giocare a Clash of Clans. Per la cronaca alla mia età, insomma, a 16 anni. Allora ragazzi, questa clan war è tosta. Innanzitutto vi faccio vedere come siamo messi in mappa. Hanno fatto praticamente quasi a tutti noi 2 stelle, 1 stella. E purtroppo, veramente purtroppo, oh cazzo che stanno... Ok, ve la faccio vedere in live intanto questa. Svevo, ok. C'è Xeze86 che sta attaccando. Mette salto, 2 salto. Ok, cosa stanno dicendo? Ok, stanno scrivendo parolacce, perciò non ve lo faccio vedere. Ok. Ha messo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gol. Il cannone cazzone è partito ragazzi. C'è stato un frame rate di ritardo con la connessione. Oh mio Dio. Cazzo ragazzi. Siamo preoccupati. Incrociamo le dita. Speriamo di vincere questa clan war perché non ho voglia di perdere contro gli italiani. Un conto è perdere con cinesi che vabbè ti arrano, però con perdere contro gli italiani innanzitutto ci faccio brutta figura io perché sto facendo i video. E stanno aprendo Svevo! Bello! Yeah! Il Town Hall è praticamente suo, i maghi sono troppo vicini. L'inferno, mamma mia, ragazzi, incrociamo le dita e speriamo bene nel cannone cazzone. È scoppiato il mastino, ragazzi. Il Town Hall manca poco. No! La regina l'ha preso. No! Ok. No, regina, no! Oh mio Dio! Porca puttana! Ok. Fanculo. 2 stelle. Vabbè. Riprendiamo. Stavo dicendo che ci stanno massacrando. E allora ci hanno fatto 3 stelle su The King e 3 stelle su The Silvio. Allora no, solo Silvio. Allora vi faccio vedere un attimo perché ci hanno 3 stellato. La difesa di Silvio è un anti 3 stelle. Ma perché ci hanno 3 stellato? Praticamente ragazzi, sto qua si è portato 8 terremoto. Tagata al centro e tagata qua e ci hanno aperto, penetrato, massacrato e distrutto qua in questo villaggio. Praticamente aveva le streghe al 3. Allora ci hanno massacrato con queste streghe al 3. Allora facciamo per 4, insomma, le streghe evocando i loro scheletrini del cavolo, tac, e ha penetrato in una maniera assurda. Soprattutto grazie alla sua regina al 40 e il suo re che è già morto, non lo vedo più. Ok, vabbè. Allora, vediamo un attimo la difesa di The King perché è stata 3 stellata. Questa stessa tecnica, 8 terremoto, una gelo, una pozione furia. Minziga, qua hanno distrutto tutto. Vediamo, facciamo per 4, dov'è che hanno distrutto? Oh mio Dio, qua dove c'era il castello e il municipio. Mamma mia, stessa tecnica ragazzi. Stessa tecnica, perciò complimenti a questi che hanno 3 stellato. Dovremo provare anche noi questa tecnica d'attacco in clan war perché sembra incredibile, strepitosa. Purtroppo nessuno del mio clan non ha ancora le streghe al 3 perché non ce le siamo ancora gemmate. Vabbè, torniamo a casa. So che volete vedere un attimo la mia difesa, mi hanno fatto 60%. Replay, clicca. Ok, questa è una difesa che ho fatto proprio io personalmente, l'ho consigliato anche al nostro grande onnipotente re Rinnegan, però mi hanno massacrato lo stesso perché è un anti 3 stelle, c'era tutta la teoria su questo villaggio, non l'ho ancora messa in uso, questa è stata la prima volta in Clan War e purtroppo la teoria è efficiente, però la pratica mi ha massacrato. Allora, quando stavo dicendo di teoria, probabilmente un villaggio anti 3 stelle deve avere le difese aeree abbastanza all'interno, ma non troppo all'interno. Troppo all'interno, mastini te li stuprano subito. Troppo esterni, la Walking Queen con le guaritrici dietro te le distruggono tutte e con il Re Barbaro. Perciò bisogna trovare un punto di equilibrio. In questo caso mi ha benedetto, massacrato, grazie ai suoi eroi a 40. Io mi sono messo un paio di scheletrini qua, però
la Sfigi vuole veramente che i suoi eroi con un maghetto del cavolo, il re a 40, penetrasse e mi distruggesse il computer, non spegnerti. E anche il mio cannone cazzone non ha potuto fare niente in questo caso perché ce l'avevo ancora l'1. Il cannone cazzone a livello 1 sembra avere tanto attacco, però fa delle accarezze. Invece dal livello 2 in poi cambia veramente tutto, ragazzi. Ok, dai, basta farmi percentuale. Basta. Sono stufo di guardarlo. Allora, in WhatsApp mi hanno detto che devo attaccare il numero 10. Oggi sono stato totalmente assente, non sono stato neanche su Clash. Ragazzi, vi faccio vedere questa. Porca puttana, meno 29 coppe. Ciccione di merda che ho lasciato l'iPad a casa oggi. E ha preso l'iPad e fa: dai, apriamo Clash e giochiamo. E dopo lo picchio. Allora, mi hanno detto attacca il numero 10. Oh, porca puttana, non mi avete detto che era così cazzuto il numero 10? Kai, calmo. Kai. Come farà, ragazzi, qua? Se entro da dietro, le truppe mi benedicono. Se entro da davanti, il cazzone mi benedice. Che cazzo fare? Allora, ce la dobbiamo studiare in questo caso. Ok, sono pronto, sono deciso. Attacchiamo. Se faillo è colpa del ciccione, ragazzi. Attacca. Porca puttana. Ho sbagliato tutte le pozioni, ragazzi. Oh! Fanculo! Mi sono dimenticato che Ciccione aveva giocato con il mio iPad e mi ha cambiato tutte le pozioni. Ragazzi, mi incazzo. E il clan ora mi distrugge, mi massacra, insomma. Allora, come possiamo rimediare? Speriamo di fare qualcosina. Speriamo. Il clan mi uccide, lo so che mi uccide il clan. Purtroppo la fretta ha fatto brutti scherzi. Allora, un altro maghetto là. Ok, gli eroi. Tacte. Una bella velocità, una bella veleno, una bella gelato. Ok, una bella furia. L'ultimo maghetto. Ok, ragazzi, non dobbiamo farceli benedire. Entrate al centro, ragazzi. Una bella pozione qua. Un'altra furia, fate qualcosa, ragazzi, fate qualcosa! Non voglio filare, ragazzi! No! Maledetto ciccione che mi hai cambiato le pozioni! Ok, Tahol è mio, ragazzi! 3, 2, 1, pam! Abilità! Ok, il Tahol è mio, ragazzi! C'è ancora... Porca puttana! Bombe di merda! È ancora in vita il cannone cazzone! Dove cazzo va la mia regina? Non distrugge il cannone cazzone! Ok, ragazzi, stavolta mi sono salvato, almeno 10.000 like per questo video e 50% di culo. Ok, ora dobbiamo pensare a fare un po' di percentuale perché non c'ho voglia di farmi benedire in questa maniera. No! Il cannone cazzone è ancora in vita, mi ha preso... Ok, è morto. Dai, ragazzi, non devo farmi benedire in questa maniera così umile. Non sono... Porca puttana. Se ora fate caso, c'è il ciccione dall'altra camera che sta urlando. Io lo odio. Ok? Sgaretti, no. Fate un po' di percentuale. Almeno 62 vi picchio. Ok, lo sghero è rimasto in vita. Ragazzi, mi sono salvato per questa clan war. Se filavo mi cacciavano. Porca puttana. Prendo anche faccia 64. Quest'altra caserma non la prendo. Avete sentito? Era il ciccione. Madonna, dopo sto video vado a picchiarlo. Oggi sono un po' incazzato. Yeah! Mi hanno preso lo sghero. Fuck yeah! Torniamo. Guardate, ho un po' truppe alla cazzo. Torniamo a casa, vediamo cosa hanno detto. Kai, hai chiesto Legion. Ecco, Legion è un mio amico e avevamo pensato che questo giocatore qua era un suo ex capo. Allora scrivevano no, non è quell'Aleloma. Comunque ho sbagliato tutte le pozioni da war perché Ciccione ha usato mio iPad. Ok ragazzi, siamo 38 a 40. Se facciamo 2 stelle su Ale Roma ci portiamo in parità.
che alla fine non è proprio parità perché abbiamo una percentuale un po' maggiore rispetto al clan senza gemme. Vediamo se riusciamo a vincere questa clan war. Abbiamo ancora l'attacco di Marco Liu, il magnifico Yukai e Kai, Svenso, Phoenix. Ragazzi, Phoenix è un cazzo di grande. Vi faccio vedere il suo 3 stelle su questo giocatore. Veramente un attacco mitico, mitico. Devo pregare su Phoenix, è veramente un grande. Lui è veramente un mago delle 3 stelle in Clan War. Allora, Walking Queen. La odio la Walking Queen perché mi hanno 3 stellato una volta. Ok. Ha preso, praticamente, con questa tecnica prende una difesa aerea da una parte e prende anche l'altra difesa dall'altra parte, in questo caso con il suo re barbaro. Ok, vediamo. Ecco ragazzi, qua ha distrutto persino le mongolfiere con la Walking Queen, il nuovo eroe. Ecco, ha messo il suo re al 37, distrugge la difesa aerea. Una volta distrutta la difesa aerea, praticamente ha solamente 2 difese aeree che difendono questo villaggio e i mastini non muoiono mai. E le mongolfiere fanno tutto il lavoro sporco. Tanto sporco, troppo sporco. E qua ragazzi, ormai cioè una questione di tempo, si fa veramente 100% quasi easy, perché non è proprio easy. Menziga, stanno attaccando in live su El Magnifico. Oh mio Dio, siamo già a 35? Dai, il Town Hall no, non lo prendo. No, hai eroi totalmente in vita. No, il cazzone è stato congelato. Abbiamo solamente le inferno che scaldano la partita. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio ragazzi. Oh! No! No! Tahol! No! Ho preso Tahol! Ok, prendo anche questa. 2 stelle sul magnifico. No! Praticamente si sono portati di nuovo in vantaggio di 1 stella. Clan War durissima. Durissima ragazzi. Complimenti anche al clan senza gemme che ci stanno dando veramente tanto filo da torcere. Vabbè, è arrivato al 55%. Vediamo se hanno alzato un po' la percentuale. Ragazzi, ora abbiamo 3 stelle di distacco, ma abbiamo ancora una percentuale superiore. Ragazzi, la Clan War non è ancora finita. Ora sono le 5 e tra poco devo andare a scuola guida che domani ho l'esame e insomma, torno da scuola guida, registro e speriamo bene per l'ultimo attacco. E noi ci vediamo dopo la pubblicità. Comprate il fazzoletto di pura carta no, non sto scherzando naturalmente ragazzi. Sono appena tornato da patente e abbiamo terminato la Clan War. So che siete curiosi di vedere il risultato. A me l'hanno già detto per WhatsApp, perciò so già il risultato. Allora, innanzitutto mi devo complimentare con il clan senza gemme. Sono stati un clan veramente fortissimo, ci hanno dato veramente filo da torcere e non avremmo creduto di incontrare avversari così degni. Insomma, abbiamo vinto la Clan War. Sì dai, sti qua partono subito con un'altra Clan War. Allora, registro guerre. Ragazzi, abbiamo vinto la Clan War 44-42. Ora vi farò vedere gli attacchi che ci hanno portato in netto vantaggio rispetto al clan senza gemme. Allora, innanzitutto abbiamo fatto dei 3 stelle spettacolari. Allora, ho tentato, anch'io si fa per dire, tentato anch'io di fare 3 stelle sul 18, ma non ci sono riuscito. Allora, innanzitutto quello di Fone, non so pronunciare il tuo nome. Allora, replay. Attacco strepitoso. Questo qua l'ho guardato quando ero a scuola guida. Praticamente stavo facendo i quiz e dicevo ma sì, guarda sto attacco in live, ma sì. E ragazzi, è stato epico. Facciamo per 4 praticamente golem, una piccola whippata e per distruggere un po' di difesa, naturalmente quelle là più esterne. E poi ragazzi, mastino, mongolfiere diretti al centro. Praticamente aveva l'inferno quasi esterna ed era facile da distruggere. E dopo, ragazzi, le mongolfiere fanno devasto di tutto, incredibile. Anche perché il barbaro cosa vuole fare qua contro le mongolfiere? Niente, non può fare niente. E qua abbiamo fatto 3 stelle. Un altro attacco da 3 stelle, allora andiamo su eventi, è stato fatto da El Magnifico. Tanti complimenti anche per El Magnifico. Questo non l'ho visto, allora perciò facciamo per 4. Allora, Walking Queen.
Ecco, le difese che hanno le difese aeree troppo esterne sono pericolose e quando vengono distrutte le 3 stelle sono molto molto vicine, sono proprio tipo dietro l'angolo. Ecco, qua in questo caso abbiamo distrutto le truppe di difesa e ragazzi, bordello, bordello, solo bordello. Per 4, ok, mastino, mongolfiere. E praticamente le difese che restano sono incapaci di difendersi contro queste mongolfiere e questo mastino qua. E la terza stella è assicurato anche in questo caso. Torniamo indietro e vi faccio vedere anche l'ultimo attacco che ci ha portato in netto vantaggio. Ok, e questo qua. Svenso ha fatto 3 stelle. Questo qua è una difesa che sconsiglio altamente in Clan War, perché conosciamo ormai già da tanto tempo questa difesa e sappiamo come farli 3 stelle. Praticamente distruggiamo, ok, non taggarmi, tu maledetto. Praticamente si distrugge la difesa aerea e dopo con le truppe aeree entri dentro, sciallo. Praticamente le truppe aeree sono quelle più potenti su Clash of Clans. Le Go-Wipate, le Go-Wiwate sono, diciamo, come dire, quasi inutili rispetto alle tecniche d'attacco da 3 stelle. Dopo naturalmente c'è il fattore culo, che devi avere culo per fare 3 stelle. Per 4, ok, distrutte le truppe di difesa, ok, distrutte. Ecco, la regina non muore mai, la Walking Queen è odiosa. Nessun villaggio esistente attualmente è capace di difendersi contro un bravo giocatore e la Walking Queen. Odiosa, solamente odiosa, perché fa 3 stelle a tutti, perché questo gioco è stato ricalibrato molto bene secondo me. Ok, distruggi, facciamo per 4 e ragazzi, i piccoli di mastino hanno fatto il 100% insieme alla regina degli arcieri. 100%. Concludo questo video dicendo grazie al clan senza gemme che ci hanno regalato veramente un'emozione. Sto cane che urla. Che ci hanno regalato questa grande emozione, perché era da tanto che non andavamo più contro clan italiani e giocare tra clan italiani è più bello sinceramente. E se un giorno la Supercell implementa la possibilità di andare in Clan War solamente contro clan italiani, sarebbe molto molto interessante dal mio punto di vista. Per quelli che mi chiedono come è andata l'esame di scuola guida, questo video lo pubblicherò domani pomeriggio e io l'esame lo farò di mattina, perciò troverete il risultato nei commenti. Perciò, che dire su questa Clan War mitica, abbiamo subito anche noi le nostre 3 stelle, ma abbiamo fatto anche noi le nostre 3 stelle. Veramente una bella Clan War, vediamo cosa hanno scritto, non hanno scritto niente. E ok, complimenti senza gemme per la Clan War. Ok, questo era tutto. Aspetta, no, non è tutto ragazzi. Incassiamoci il bottino. 3, 2, 1. 100.000 di nero per... Oh! Mi è spuntato l'albero di Natale. Che bello, finalmente lo stavo aspettando. Laboratorio, cosa ci facciamo? Pozione, livello 4. Ok, ora dobbiamo risparmiare un po' di big money e metterla anche a livello 9. Ok ragazzi, questo è tutto. Come al solito lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.